Sono le 18:31 del 16 aprile 2023 quando il signor Scarano di Seregno fischia la fine di Igia Virtus Modica. Scoppia la festa per i giallorossi che grazie al successo per 1-0 firmato dal solito Franchina brindano al ritorno in Serie D dopo 4 anni. Esplode il Dal Contres Barone, gioisce la squadra egeana che proprio negli ultimi 90 minuti del campionato chiude col botto una stagione che rimarrà indelebile nella storia del club barcellonese. Un traguardo cercato, voluto e a lungo sognato dai giallorossi che mettono in bacheca il secondo trofeo stagionale dopo la prestigiosa Coppa Italia regionale. Una promozione figlia del grande lavoro societario con in testa il patron Stefano Barresi e resa possibile dal grande lavoro tecnico di Pasquale Ferrara, l'uomo in più nel motore giallorosso. Un gruppo straordinario di calciatori che non si sono mai disuniti anche nei momenti di difficoltà, riuscendo alla fine a chiudere in testa alla classifica nel girone B di eccellenza con 68 punti, frutto di 21 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. Davanti al pubblico delle grandi occasioni che ha conciato a festa l'impianto barcellonese è proprio l'Igia Virtus a cercare con decisione il vantaggio, prima con Ido Iaga che dalla bandierina chiama incatasciato alla respinta, poi con Abate che da pochi passi conclude in bocca al portiere e infine con Biondo il cui destro dal limite non centra la porta per questioni di centimetri. Bersaglio che la formazione barcellonese centra però al minuto 41 quando Franchina aggancia in aria l'invito di Medina e col destro mette alle spalle di Incatasciato il pallone che spiana ai suoi la strada verso la Serie D. Esplode di gioia allo stadio, tifosi giallorossi in festa per l'ennesima protezza del difensore Gabriele Franchina, ancora l'uomo decisivo per l'Igea, bravo a realizzare così il suo 12° sigillo stagionale, l'11° in campionato, il 5° consecutivo. Nell'occasione proteste del Modica per un possibile fuorigioco dello stesso Franchina, ma la terna non ravvisa gli estremi per l'offside. Sulle ali dell'entusiasmo spinge la squadra di casa che 2 minuti dopo reclama anche un calcio di rigore per una presunta spinta di Lacognata su Medina. Il fischietto di Seregno dice di no. Nella ripresa non cambia il canovaccio del match con l'Igia Virtus che tenta di chiudere i conti, ma prima Ido Iaga calcia sul fondo col sinistro al minuto 48 e poi sempre l'argentino spara alto da pochi passi al 71esimo. Il Modica si fa minaccioso dalle parte opposta con un cross di Scrugli che deviato da Cristian Verdura per poco non beffa Staropoli. Poi dopo 5 minuti di recupero concessi da Scarano, la festa sperata, annunciata e da tempo preparata dall'Igia Virtus può finalmente cominciare. Indescrivibile, veramente indescrivibile. Tutto quello che stiamo vivendo adesso ce lo siamo meritati dal primo giorno, lottando fino adesso. La dedico a mia moglie e a mia figlia. È stato un campionato incredibile, un'emozione, non riesco a spiegarla perché eravamo partiti contro tutti i favori del pronostico, eravamo la quinta squadra e abbiamo vissuto un campionato difficilissimo perché sapevamo delle squadre che c'erano dietro di noi per le pressioni, per tutto e niente, poi Barcellona ci ha regalato questa giornata fantastica e sono emozionato. Questa promozione è meritatissima e possiamo festeggiare alla grande. Il tempo oggi era brutto, però i ragazzi si sono dati da fare grazie al pubblico di Barcellona che merita categorie non dell'eccellenza ma di più. È il secondo che vinco da dirigente, ma questo è più bello, ha un sapore indescrivibile, soprattutto per mio padre che lassù è per te. È 2 notti che non dormo, è 2 notti che non dormo. Voglio dedicare questa vittoria alla mia famiglia che oggi mi hanno seguito, sono qui in tribuna e un ringraziamento, la dedica di questa vittoria a Fiorello, al mio amico Fiorello. Una vittoria di tutti perché quando si vince così i meriti vanno divisi dal magazziniere, da Francesco Francia, il collaboratore, dal Maximilian dove andiamo a mangiare e all'ultimo più piccolino dei ragazzi che è mio figlio Domenico che
convocato e che 2007 è fino a più grande che Antonio e credo ce lo siamo meritato anche, lo devo dire questo perché vergognoso e deprimente tutto quello che si è visto attorno alla nostra squadra, c'era guerra ogni partita, devono in tutti i costi toglierci questa Serie D, ma Dio è grande e provvede e Dio oggi ha provveduto. Una grande squadra, veramente un grande gruppo che dal primo giorno ha costruito qualcosa di importante ed è tutto meritato e sono riusciti ad andare oltre. Non è stato un cammino tutto rose e fiori, però nei momenti difficili, nei momenti cruciali siamo stati uomini. L'uomo alla fine vince, sul giocatore, sul talento, sulla classe. Noi avevamo più uomini probabilmente e questo ci ha premiato. Siamo partiti con una maturità di squadra impressionante. È bellissimo, forza Gia per sempre, grazie. È una gioia indescrivibile, bellissima, anche perché diciamo che all'inizio del campionato non è che eravamo così considerati alla vittoria finale, però penso che questa squadra ha meritato questa giornata, questo campionato, perché è stata in testa da ottobre fino ad ora ed è giusto così, abbiamo dimostrato di essere più forti di tutti. Allora, la mia dedica in primis è per mio fratello e mia cognata, i miei genitori e poi alla città di Barcellona, e poi questa vittoria è dedicata a due grandi geani, a Andrea Tore e Fiorello, che sicuramente stanno festeggiando con noi. Grandissima soddisfazione, ovviamente per la città è qualcosa di bello, di eccezionale e speriamo di poterci godere una Serie D anche molto ma molto importante. Vedere quella gente allo stadio, che era da anni che non vedevo tutta quella gente allo stadio. Oggi c'è solamente la nostra Egea, cuori giallorossi. È il fine di una tensione durata ormai una settimana e quindi c'è un attimo di appagamento, però è un sogno che si realizza con una squadra che non era sicuramente partita per vincere, ma la più grande soddisfazione oggi era questa gratinata che era stracolma nonostante c'era pioggia battente, quindi noi tifosi abbiamo vinto anche per questo e poi la squadra ci ha onorato dal primo minuto della prima giornata fino ad oggi vincendo un campionato strameritato, quindi la gioia è veramente di tutta Barcellona. Ci pensa Biondo a mettere un po' di ordine, servendo Vincenzi che va orizzontalmente per Medina, poi l'imbucata per Franchina in posizione regolare, Franchina! Si è sbloccato il match, ancora lui, Gabriele Franchina, fa impazzire di gioia il Dal Contres Barone e 1-0 al 42esimo. La formazione barcellonese spezza l'equilibrio, rompe gli indugi, si porta avanti, guarda caso, con il suo uomo migliore, il difensore goleador Gabriele Franchina, e sono 12 in stagione, l'11esimo in campionato, lo andiamo a rivedere intanto nel nostro replay. Medina ha imbeccato dentro per Franchina, il grande controllo destro secco, nulla da fare per Incatasciato e lo stadio, Fabio, che chiaramente è esploso di gioia.